Allora, voglio raccontare una storia che mi ha contato a Mogacar, si chiama Storia di un surbello. Dunque, se voi guardate verso il paese di Agroge, troverete un paesolo chiamato Surbello. Non su, era un paese pieno di vita, la gente campava felice, senza pensiero. Coltivavano la roba per mangiare, come il rano, i castagni, la livi, allevavano porchi, capre e pecore per carne, facevano i sogagi, i sobrocci che li vendivano e i zitelli andavano a scuola in paese. C'era sempre un aiuto tra vicini, avevano tutti a casa in corpo. Ma con il tempo, il paesolo si è più dato. I zitelli hanno cresciuto e hanno dovuto fare in piedi per andare a scuola. I vecchi se ne sono andati per l'aldilà e a poco le culture sono state tralasciate e il sorbello si è spinto. Per via di un lavoro in piedi, per esempio, era complicato per regolare e far rinvivisce il paesolo e certi, tempo passando, se ne sono scordati di suo logo. Oggi chi di oggi, il paese è diventato una ruina. Certi detti di case se ne sono valati, a natura arriva a due dritti e ne ferma di suo logo solo qualche allievi per mostrare che le cose non sono mica state sempre così. Nimo se ne vuole avvicinare, manco per fare una spassidiata in Igarudi, perché dicono che si sentono osservati e certi dicono anche che se passate a sera, pare che li ci sono lumi accesi in case e a gente dicono che sono l'anima di anziani che campano sempre qui. Ecco.